Ricordante, allora Jessica Canton è il sindaco di Fiume Veneto, ci ricordi? Sì, direttore, martedì parte appunto questa rassegna ricordante che abbiamo lanciato anche con un logo particolare, non so se le dice qualcosa il logo Eh, che abbiamo, eh, che abbiamo presentato proprio da lei certo, in periodo di carnevale. Appunto dicevo ricordante, una rassegna che vuole c'è anche presentare. lei. No, non ancora. Ah, non ancora, no? Che vuole presentare Dante in linguaggi e modi diversi. Partiamo Ah, con sì, sì. un cantastorie, quindi per i bambini più piccoli, e poi un importante appuntamento, quello di venerdì 11 giugno, perché ci saranno a spiegarci il Dante uomo, il Dante persona sociale, il Dante poeta, proprio due docenti di lettere fiumani, ossia Daniela Turchette e Giovanni Lococo. Avremo poi un aspetto un po' ironico, il Teatro delle Arance, che non è nuovo al comune di Fiume Veneto, con uno spettacolo, un mio cenno, Scatenate l'inferno. E, Che lo disse qualcuno in un film, tra l'altro. no. Era un gladiatore? No, dopo No. divenne gladiatore. Poi avremo anche un aspetto un po' più mistico, quindi un paragone, un parallelismo tra appunto questa opera di Dante, importante Fammi opera vedere di il Dante, manifesto, scusami, e anche e la Bhagavad Gita, che è appunto uno dei poemi più importanti Vabbè. dell'epoca induista. E una settimana di un'altra amica del comune di Fiume Eh, Veneto, l'attrice Carla Manzon, vai in testa, fammi che vedere la Carletta, vai su, vai su. che Eccola appunto lì. nella splendida cornice del Parco del Mortol ci racconterà ogni giorno, per 7 giorni, leggerà appunto dei brani tratti dalla Divina Commedia e altre opere di Dante. Quindi insomma un Dante in varie In forme, varie forme, in direttore. varie forme. Complimenti, Grazie. dammi che leggo, torna a darmi E quindi uscimmo a A rivedere le rivedere le stelle, stelle. bellissimo. Dall'8 al 29 di Dobbiamo giugno. ringraziare sempre il nostro assessore alla cultura Donatella Azzaretti, Beh, direttore, che sa Azzaretti, essere. Azzaretti sa che ha lavorato con me e Certo. quindi so con chi ha Io so scegliere i miei assessori. so con chi ho lavorato e so con chi lei lavora. Grazie Sì, ancora. grazie a lei.